Mi rincresce dover denunciare la gravità dell'assenza del Presidente Cappellacci, perché su temi così importanti dovrebbe essere in aula e non altrove. Tuttavia ci ha abituato così, purtroppo. Comunque i fatti di questi giorni, col clamoroso digiuno di protesta portato avanti da numerose donne in diverse parti della Sardegna, oggi si aggiungono anche le donne del Sassarese che protestano, sono alla base della mozione che stiamo presentando e che è quello di dare una risposta certa e urgente alla crisi economica che attanaglia le famiglie e le imprese sarde e con ciò ribadire che lo Statuto speciale di autonomia va esercitato come momento di sovranità e di difesa dei diritti dei sardi, diritti che vanno rispettati in quanto tali e sanciti con il patto sottoscritto con lo Stato e il Governo italiano a tutt'oggi in vigore. Quindi, premesso questo, ci chiediamo c'è un po' di brusio che disturba, l'applicazione dell'articolo 51 dello Statuto speciale da parte della Giunta regionale. L'articolo che recita: la Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione italiana. È a tutti noto che la sola riscossione di Equitalia in Sardegna ha il primato di un incremento di oltre il 25% rispetto alla media italiana, che risulta solo del 12%. Con questo dato l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia vantano di aver raggiunto e oltrepassato in Sardegna gli obiettivi di riscossione previsti. Quindi l'azione devastante portata avanti dal fisco italiano ha messo in ginocchio il settore agropastorale, artigianale, del commercio, di tutte le piccole attività locali e delle partite IVA, creando tra breve tempo una nuova ondata ovviamente di licenziamenti, di disoccupati e di chiusura di imprese. Equitalia in Sardegna, la regione purtroppo più povera d'Italia, è andata oltre i suoi compiti istituzionali, con abusi attuati ai danni dei contribuenti, quindi generando una situazione di ulteriore impoverimento economico delle imprese e delle famiglie, arrivando persino a scatenare situazioni patologiche e pregiudizievoli per la salute stessa dei contribuenti, ed è noto anche questo dato dell'elevata incidenza delle patologie depressive fra i sardi, non solo, ma anche dell'alto indice dei suicidi. Tutto ciò questo grave alle pressioni che vengono esercitate sui nostri cittadini, tutto ciò in violazione dell'articolo 590 del Codice Penale, che contempla tali pressioni come delitto di lesione colposa. Presidente, andrebbe gestita meglio l'Assemblea, abbia pazienza, lei è anche brava, quindi Colleghi, lo faccia. per cortesia, se prendete posto, grazie. Mi fa recuperare per gentilezza, Presidente? Onorevole Randazzo, non c'è bisogno di recuperare perché il tempo si ferma quando si aziona il microfono del Presidente. Va bene. Prego. Grazie Presidente. Oltre al contrasto con le leggi costituzionali, l'Agenzia delle Entrate omette pure una sentenza del giugno 2007 della Corte di Cassazione, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi deve essere escluso ogni automatismo e che eventuali strumenti presuntivi, quali gli studi di settore, per essere validamente applicati necessitano di una particolare flessibilità alla peculiarità dell'attività svolta in ossequio al principio costituzionale sancito dall'articolo 53, che recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. La sanzione tributaria deve tener conto sia della situazione oggettiva della realtà come quella sarda, sia della capacità reddituale di ogni singolo soggetto, così come sancito anche dai giudici di Lecce, i quali affermano che particolare rilievo può essere dato alle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda. La gravissima sofferenza dei diversi settori dell'economia in Sardegna avverte non solo sui capitali dovuti, ma come tutti sappiamo
vertono principalmente sulle insostenibili sanzioni e interessi che vengono applicati ai cittadini in caso di mancato pagamento, interessi che sono tutti al di sopra della soglia di usura e come tali illegali e perseguibili a norma di legge. Inoltre sulle cartelle esattoriali in numerosi casi gravano dei procedimenti civili e penali per le irregolarità denunciate dai cittadini contro Equitalia. Spesso sono stati notificati tributi già prescritti e già pagati. La maggior parte delle imprese sarde sono oggetto di ipoteche e pignoramenti non solo delle aziende o dei mezzi di lavoro, fonte di reddito e di sostentamento, ma della stessa prima casa. E tutto questo in violazione della Carta sociale europea che è stata, fra l'altro, firmata dall'Italia. Inoltre sono messi direttamente all'asta immobili senza alcuna ipoteca preventiva. Equitalia Sardegna, di fronte alle richieste di accesso agli atti, per consentire ai contribuenti di verificare la regolarità e la legittimità delle procedure, porge sempre più spesso scusanti e dinieghi. Quindi da una perizia pilota, fra l'altro su cartelle esattoriali, sempre di Equitalia Sardegna, emergerebbe l'applicazione illecita di tassi superiori al cosiddetto tasso soglia usura, che è prevista, contemplata dalla legge 108 del 96 del Codice Penale. Equitalia recentemente è stata adottata, questa è anche la novità più recente, è stata dotata dallo Stato italiano di poteri ancora più aggressivi nel recupero dei crediti, con 80.000 cartelle esattoriali in imminente esecuzione e con pignoramenti e ipoteche. I comportamenti e le azioni sopracitate da parte di Equitalia e delle banche hanno contribuito alla crescita incontrollata della povertà con l'indigenza di migliaia di famiglie, causando come effetto il forte incremento dei costi sociali e l'acuirsi incontrollabile della conflittualità sociale, generando e contribuendo con ciò alla distruzione irreversibile dell'economia della nostra isola. Il territorio sardo e il suo tessuto economico risulta ipotecato dalle banche da Equitalia per il 70% della sua estensione, un dato direi abbastanza inquietante. È su queste premesse che chiediamo l'impegno solenne da parte del Presidente, che, ripeto, sarebbe stato il caso fosse presente in Aula. Abbiamo anche l'assessore La Spisa che per una volta che viene si distrae e quindi dovrebbe prestare maggiore attenzione, perché noi stiamo chiedendo l'impegno solenne del Presidente della Giunta, quindi anche suo, nonché di tutta l'Assemblea consiliare, affinché immediatamente provvedano all'applicazione dell'articolo 51 dello Statuto speciale. E vorrei anche aggiungere che non siamo disposti a sentire che già da tempo sono spedite richieste formali dal Presidente Cappellacci al Governo italiano, più o meno amico, richieste che, come sappiamo, finiscono misteriosamente in cassetti o forse cestinate. I risultati di questi miagolii non hanno portato nessun sollievo all'economia, alle imprese e alle famiglie sarde, anzi la situazione peggiora ogni giorno di più. Chiediamo che il Presidente e la Giunta esercitino in tempi brevi, attraverso specifici provvedimenti istituzionali, la nostra sovranità derivata dallo Statuto di autonomia nei confronti dello Stato italiano. Questo per la difesa della nostra economia, del diritto al lavoro e a una vita dignitosa per migliaia di imprese e famiglie sarde, altrimenti condannate alla disperazione sociale e alla povertà certa. E con l'esercizio della nostra sovranità si imponga allo Stato italiano il rispetto delle leggi costituzionali che regolano i rapporti tra esso e la Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo il riconoscimento concreto e immediato dello stato di crisi con tutte con le agevolazioni del caso. Quindi si intervenga sulle presunte illegalità nelle prassi adottate da Equitalia e dall'Agenzia delle Entrate in Sardegna, ponendo in essere tutte le iniziative necessarie a tutela delle aziende, delle famiglie sarde e di tutta l'economia dell'isola. Quindi, ribadendo la nostra sovranità, si ricorra all'applicazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna per adottare provvedimenti di urgenza atti a inibire e bloccare l'aggravio di qualsiasi onere aggiuntivo oltre la sanzione omnicomprensiva sul debito originale,
a bloccare l'automatismo del ricorso all'asta giudiziaria e il pignoramento della prima casa e dell'immobile, delle strutture e degli strumenti di lavoro e sostentamento dei cittadini. Il superamento nel rimborso di 1/5 del reddito accertato, anche in ossequio ai dettati costituzionali sul dovere a contribuire in base alle proprie possibilità e sul diritto a una vita dignitosa delle famiglie. Chiedano che i debiti contratti dalle aziende sarde nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e nella fattispecie di Equitalia, con relativi interessi spropositati e di atti giudiziari conseguenti, vengano bloccati, congelati e ricalcolati. Chiedono la riapertura urgente della Onorevole Zuncheddu. Presidente, per l'emendamento orale e al punto 3 a richiedere al Governo la sospensione delle azioni esecutive in atto ai sensi dell'articolo e inserire il 51 dello Statuto speciale dell'autonomia. L'Aula è d'accordo? Sì, è accolto.